I primi grossi infoibamenti sono avvenuti nel 1943, prima che arrivassero, come aveva detto prima arrivassero i tedeschi, quindi quelle storie lì si sapevano già ancora prima della seconda occupazione dei Titini del 1945. Quelle del 1945 sono state più nascoste, perché chiaramente, essendo l'Istria occupata dal 1945 e poi dalle Slavi eccetera, nessuno ha potuto più andare a cercare delle foibe. L'unica foiba che è rimasta in Italia, anzi 2 foibe che sono rimaste in Italia e che si sono potute controllare, sono quelle sopra Trieste e Basovizza, che è diventato un monumento nazionale, e Maurupino, che era una foiba più piccola. Anche a Pola rimasero 40 giorni e fecero sparire diverse persone. Erano sparizioni mirate, perché prendevano tutti quelli che potevano rappresentare l'apparato statale italiano, quindi impiegati, maestri, postini eccetera. Il mio ricordo è più che altro, per quei 40 giorni la gente cercava di uscire il meno possibile da casa, e quindi abbiamo avuto anche un certo periodo di fame, fino a che dopo gli alleati ne avevano combinate tante, che per il momento gli americani, tramite Stalin, convinsero i Titini a ritirarsi, per cui le truppe alleate rioccuparono Trieste e Pola rimase sotto gli alleati una enclave. Verso la fine del 1946, quando ormai si era capito che Pola e tutta l'Istria erano perse, la gente decise di esodare. Infatti nel giro di 2 mesi Pola si è votata. Ho ricordi personali, in quanto c'era un piroscafo, per noi è diventato leggendario, il Toscana, che faceva la spola avanti e indietro, un colpo in posto a Venezia, un viaggio dopo a Ancona. Ho una memoria che mi porto dietro tutta la vita. Quando il Toscana si è allontanato dal porto di Trieste, ho avuto la sensazione netta di perdere le mie radici. Gli amici, i compagni di scuola, i parenti si era destinati a spardersi un po' in tutta Italia. E non c'erano prospettive di ritorno. Tutte queste persone che hanno esodato in massa, particolarmente da Pola, dovevano essere sistemate. La gente fu sistemata in oltre 100 campi profughi sparsi in tutta Italia, e campi profughi costituiti da vecchie caserme, vecchi collegi, con condizioni di vita veramente difficili. Io sono arrivato col Toscana a Venezia, da Venezia a Vicenza, e ho vissuto ben 8 anni a un campo profughi a Vicenza, dove sono passati migliaia di profughi, dal 47 al 55. Nel 55, con una legge nazionale, hanno costruito in varie parti dei villaggi, delle case appositamente per i profughi. A Vicenza fu costruito il villaggio Giuliano a Campedello, che è sull'inizio della Riviera Bellica, e noi ci siamo trasferiti da campo profughi finalmente in una casa, il che vuol dire, questo era il 1955, vuol dire che per noi, tra l'altro, la guerra è finita 10 anni dopo rispetto al resto degli italiani. Nel 1975, quindi ben 30 anni dopo la fine della guerra, ci fu il Trattato di Osimo, con il quale l'Italia cedette alla Jugoslavia la zona B, e ci furono gli ultimi esodi anche da quella zona. Osimo, che è un paesetto sopra Ancona, firmato di notte per paura che venissero fuori dei disordini a Trieste, e una volta firmato ormai era fatto. Ma per dire, l'hanno fatto di nascosto di notte, proprio perché sapevano, cioè hanno ceduto un territorio che giuridicamente era ancora italiano, perché doveva far parte dei territori, non era mai stato ceduto alla Jugoslavia col trattato di pace. Sono passati 60 anni, quindi inizialmente si sperava di poter un domani tornare, adesso queste cose sono cessate. La prima generazione purtroppo è ormai, per questioni biologiche, è deceduta. La seconda generazione, se non altro, è riuscita, e fatto parte della seconda generazione, se non altro siamo riusciti a far parlare di noi, a far conoscere la nostra storia, in quanto la nostra aspirazione è che questa memoria non finisca quando con noi. Questa è una storia italiana vissuta da italiani e deve essere condivisa da tutti gli italiani. Questo è il nostro maggior desiderio, che venga riconosciuto quello che abbiamo passato e che venga condiviso da
della nostra nazione.